Sono Maurizio Perabò, titolare dell'omonima azienda Cantina Perabò Maurizio. Sono subentrato a mio padre nel 1994, perché prima lavoravo all'OSL. Papà aveva un'azienda mista, cereali, mucche, un po' di vino, faceva un po' di tutto. E poi da quando sono stato a casa io ci siamo dedicati più alla viticoltura. Naturalmente quando ho ereditato l'azienda del papà tutte queste cose non c'erano 2 botti in legno, 2 botti in vetroresina, 2 trattori, 2 robette, quindi c'era un po' di tutto, ma non c'era tutto quello che abbiamo fatto dopo. La mia azienda, fra le mie proprietà in affitto, lavoro circa 18 ettari di vigna. Abbiamo 3 operai fissi, un enologo, una ragazza che lavora in cantina addetta alle vendite, un trattorista fuori, poi siamo io e mia moglie. Poi durante l'arco dell'anno ci forniamo anche di manodopera con i voucher di pensionati, poi durante le vendemmie abbiamo altre 20 persone che prendiamo per la raccolta, perché noi vendemmiamo tutto a mano. I vini bianchi che produciamo sono il Friulano, il Sauvignon, il Pinot Bianco, la Ribolla Gialla. E poi di vini dolci c'è il Veruzzo Friulano e il Piccoli di OCG. Di vini rossi abbiamo il Merlot, il Refosco del Peduncolo Rosso e il Cabernet Franc. Poi abbiamo 2 uvaggi, un uvaggio rosso e un uvaggio bianco, che si chiamano i Tre Fradis Blanc e i Tre Fradis Neri. E i Tre Fradis Neri è composto da 60% di Merlot, 20 Refosco e 20 Schiopettino, con 15 mesi di legno. Il Tre Fradis Blanc è 50% Chardonnay, 30% Friulano e 20% Sauvignon, anche quello con 8 mesi di legno. Abbiamo lo Schiopettino secco, che quello viene affinato nelle botti di legno, e poi abbiamo un vino importante della zona, il Refosco di Faedis, un vino che stiamo cercando di valorizzare il più possibile, con naturalmente sempre la nostra vendemmia è tutta una vendemmia manuale, viene fatto un po' di appassitore, viene fatta una selezione delle uve, e poi dopo la vinificazione tradizionale lo mettiamo a finire nelle tonneau, che sono botti da 500 litri, sta lì per un anno e mezzo, dipende dal vino. Poi viene fatto il processo per l'imbottigliamento e lo vendiamo 2 anni dopo la seconda vendemmia.